Buongiorno a tutti dallo stadio La Marcona di Ceregnano per la 22esima giornata del campionato degli allievi Under 17. La classifica vede al primo posto l'Arianese a 52 punti, a seguire l'Union River che ha potuto rosicchiare 2 punticini la settimana scorsa all'Arianese perché hanno pareggiato. Poi troviamo Portoviejo e Cavarzere a pari punti e Badia a 40 punti e Portotolle a 37, a seguire il resto delle squadre. Oggi diciamo che le partite interessanti sono quelle Alto Polesine e Badia Polesine e il Cavarzere contro l'Arianese. Direi che queste due sono da tenere sott'occhio. La statistica è abbastanza equilibrata, anche se comunque a nostro favore per i gol fatti e anche per la differenza reti. Bene, i ragazzi sono pronti e stanno entrando in campo. E noi Siamo qui ci sempre andiamo a posizionare. con Andrea. Ciao Ravi. Ciao, Ciao tutto caro. bene? Tutto Ciao. bene. Vedo qui. Vieni. Ah no, aspetta, caviamo questo. Speremo nell'arbitro. Beh, l'arbitro di ieri è bravissimo con le juniores. Speriamo che sia uno che non ammonisca tanto, perché se prende un giallo Gioca Edo, sì. è capitale. Buongiorno. Forza ragazzi. Ma non gioca adesso. Non gioca adesso. Ah no, sì, c'è adesso. Allora, Al posto di chi gioca il ragazzo, il penultimo? allora, chi c'è? In campo troviamo destro Borsetto, Gargiuolo, Pasqualotto, Tommasello, Maghini, Non c'è Fioravanti? Piccolo, Maghini, Giatti. E il 10 sarà Chris o Camsi? Teo, il 10 è Chris o Camsi? Camsi. Non è Chris. Oh, Max! Chi è? Che Max? Ah, Questi qua fanno una bella partita oggi. Sono tutti belli fisicati anche. ma che c'è il portafoglio lì, lo sai? Vero? Quale? Quello sulla palla a centrocampo, Vabbè, no. è quello più veloce, che un po' più piccolo di noi. Cioè, Mi ricordo l'andata, gli altri sono... Ma hanno tutti un buon fisico, mi pare anche. Belli postati. bene. Sta per iniziare la partita. Maria Bagnoli, te, no? Sì. Che nebbia. Del freddo, è un bello strumento. Però l'importante è esserci. Sì, ma... Qua nebbia. Qua c'è un po' di foschia. No, così. Ma Due... Eric, no. non so. Il 2 è Gargiuolo. È Dusan? È Gabriele. Oh, Ragazzi, buoni, subito, bravo Edo. Fuori. Signore benedetto. Arriva il 6. Signore. Guardi là. E... Angelo è in panchina? No, c'è. È il... È l'otto. È È l'otto. l'8, sì, è l'otto. l'8, è l'8. È il numero 8. Sì, è lui. Sei contento così? Non stressi tutta la partita? Entra Angelo, adesso entra Angelo. E invece è già in campo, dai. Questi aiutano. Ieri alla fine ha vinto Dorina. 5-0, sì. Sì, Ecco ma la Dorina, hai visto che è arrivata? si vedeva il livello. cioè, proprio poco. 5-0 ha vinto anche Esatto. Sì, anche sostituti. Vincenzo ha vinto 5-0. Ha fatto la tripletta Crepaldi, mi pare. Sì.
Ah, Sti peccato. lanci, cosa servono sti lanci? Allora, c'è Piccolo a centrocampo, sì. Dori! Doris, Ma centrale? Eric c'è? Sì, è un po' più... Ok. Sì, è il Ah, eccolo là, 7. sì, sì. Vieni qua! Ciao Doris. Ciao. Dori! Ciao Dorina. Ciao Matteo! Mamma che bene! Anche c'è e Aaron. Sì, sì. Di solito c'era Infatti anche Aaron. gioca al posto di Aaron, quindi Non c'è Aaron perché l'ho detto Simone che era in gita. Ah, sì, 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 hai ragione. Aaron è in gita. Vabbè, comunque è non disponibile. Dai ragazzi, su. Sì, li vedo un po' scarichi. Ho detto a lui mi è fatto il 30-0. Allora, devi smetterla con questi pronostici. Basta. Dai Eric. Bello. Ah. Ma è bravo. Dai, 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 Pippo! vai, dai che vai. Bravo. Bello, bravo Pippo. Troppo sul peccato. portiere. Dai, Bravo. dai, dai. Dai, dai! Dai, raga. O tiri forte, se no devi mettere. Voleva metterla più indietro, non gli è venuto. La Virma! La Mirna sta arrivando con Enzo, li vedo. Là, Sì, sono in arrivo. tanta roba! Ma poverini, loro Che sono luce in- strana che c'è. Sì, c'è questa foschia. Fa riflesso. Però almeno non c'è ghiacciato, ieri mattina c'è No, no, sì, no. Non ha ghiacciato stavolta. Dai Filippo, dai una bella stacca in porta. Brava, Bello. Vai, vai. vantaggio. No, Ma non fermatevi se non vi dà fallo, non dovete fermarvi, dovete continuare. hanno preso un angolo. Questo brutto vizio che si fermano loro di Perché sperano che l'arbitro fischia, ma finché non fischia tu gioca. Sì, bisognerebbe giocare al fischio, ma non Hai preso la... non è così Il nostro facile. portiere è centrocampista aggiunto. No, No, dico il nostro portiere è centrocampista aggiunto. uno della È tanto avanti. No, era lì, l'abbiamo fatto Buono! Ma peccato. Ha battuto bene Dentro comunque. ancora. vedere. Sta giocando, Bravo Angelo. Sì, gliel'ho detto anch'io. Oh! Caboia. sta giocando, quindi stai tranquillo. Non ti agitare, sta Vincenzo! Buongiorno. Oh, ciao Vincenzo! Prima dal mio mister. Ciao mister Biagio. Ciao Vincenzo! Ciao Mirna. Mirna! Ciao Mirna. Buongiorno. Com'è? Siediti vicino. Ti ho lasciato il posto. Attenzione, attenzione. Attenzione. Mirna! Mirna! Faccio un po' di foto a te. No, ti metti Ciao, Enzo vicino. Sei partito bene ieri. Siamo arrivati noi, adesso segnano. Oh là. No, ho detto a mia figlia telefono a 10:30, 11:30. Brava. Mi ha dato i compiti a mia Proprio per il gioco a squadra. figlia, quello telefona a lei sempre. Ho detto chiama. Ah sì? Ti cacciamo ogni 10 minuti. con un tutto. Primo tempo 1-0, secondo tempo ci danno il rigore nettissimo, fanno il macello 2-0. Passano 15 minuti, l'arbitro dà un altro rigore, si è rivoltato parola di tutti, che cosa hanno combinato. Il rigore è molto liquido. Hanno fatto il macello. No, no, Dorina, parla pure Oh, liberamente. Madonna mia, che Parla tiro! pure liberamente. Stavo parlando dei manicaretti della Cristina. Cosa prepara oggi? Bravo. Ciao Cristina, se ci stai seguendo. Prima o poi aggiungi qualche posto a tavola anche per noi. Certo! Ti hanno fatto capire che non abbiamo bisogno del vostro calcio di rigore. Sì, loro sì, infatti, sono in pochi. Bravi, bravi. Piccolo vedo che si è fatto lo scalpo nuovo. Chi? Piccolo. Ah, sì.
Sempre con la Sempre tenda, il solito, sempre tenda frontale. Esatto. Fai vedere che arrivi secondo o terzo. Oddio Riccardo, dai, Guarda che c'è Edo. Oh, Maremma. Bucaiola. Sto sole, Dorino. Ma non il sole. Ma poi lei portofogli? Sì, Ma ieri si stava bene, porca. Insomma, è lontanino venire da Prototolle. Per una che macina chilometri tutti i giorni. Sì, ma tu sei abituata. E fai più chilometri di un rappresentante. infatti tu. veramente, non so, ti stimo un sacco, Mirna. Fortuna che hanno Troppo sbagliato anche loro. Te dici per forza, non ho alternative. Vai Filippo, vai. Dalla. Dai Filippo. Bravo. Vabbè, ma era buono, dai, era buono. Però Sono alti, sì. Era fuori gioco. Beh, Stai in porta, stai in porta. non ci credo. Non ci credo. No, dai, Alessandro. Dai, non dai! importa. Dai, Alessandro, dai, non importa. Oh. Non l'ha fischiato, se non lo fischia. No, non era fuori gioco. se Ecco, siamo sotto 1-0. No, basta che Alessandro non si sconforti. Dai Alessandro, dai, che non è successo niente, dai! Oh, capita. A voglia. Sbagliare, capita. Dai Matteo. Calcio viaggio, bravo. Com'è andata a Bologna? Sta 19. Frega del risultato, ti sei divertito? Allora, quello è importante. Lascia stare i numeri matematici, quelli li lasciamo ai professori, A casa. abbiamo la Dorina. Lasciamo le loro... Anche se per i ragazzi, professoressa. Dai Edo. Said ha giocato molto in porta. Said è Un po', un po'. No, guarda dove tiri però. Un po'. Dai, Dai, Angelo, Angelo. bravo. Buttala avanti e corri, dai. Dai che fisicamente in seria, ragazzi qua mi capito. peccato. Può succedere. Può succedere, dai. Eh sì, sarà dura. Ma in realtà non so se l'abbiano segnato come autogol. Sì, l'ha spinto. Non è stato come l'ho fatto, è stato il capitano. 10 Codin. Far cosa? Il capitano della a tirare. Vabbè. È stato il 10, no? Non so, non ho visto. Sì, mi è pare stato di il sì. 10, Mi è pare stato di il sì. 10. Però lo segni come gol al 10 e poi lo segni come... Ah sì, anche se è adesso che scappata sì, la dai. palla, ok. Eh, Non so in questi casi. bravo. Su, dai. Niente ancora. Bravo Dusan, dai. Bravo Gabri, Dusan. bravo. devo mettere o non mettere il portafoglio? Perché lo devi mettere tu? Mettere a chi è del portafoglio? No, ma sì, puoi anche metterlo, Dorina, tanto. Bravi, bravi. Ancora? Non possiamo noi? Bravo. Edo. Vai, porca Cala miseria. puttanesca. È buona, sì. Dai Pippo. Perché è umido il campo. Vai. Uff, mamma. È umido il campo. È un po' brissolente. È un po' sbrissolente. Lo metto anche i marcatori. Ma no, vabbè, quello no, anche no, basta che metti il risultato. Nostra. Dai ragazzi che è nostra. Vai un po' più avanti. Veramente era lì, però vabbè. Stesso. Vada. 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 Che fa? Va di lei, va di lei, va di lei. Dai Matteo. Appoggiati.
Ma se non vi smarcate, bravo, bello. bello. Ah! Ah, Peccato, peccato. Era bella l'idea. L'idea c'era. Piano, con calma, con calma, Che passa pressia. con calma. Spesso si può dire di fallire. Mm. Qual è il problema? Non deve. Non so. Bella! Bravo! In calcio d'angolo, niente. Ah, questo qua è bello alto. No, non gli ho chiesto niente. Dopo. Bravo! Devi, no? No, sta... Beh, dovevi specificare, Mirna, Dai, perché hanno dai, sentito Eric, dai, l'appartenenza. Dai, Guarda- Angelo. Bravo Edo. Bravo! Dai, fai una Bravo. cavalcata. Era fuori. Dai, formazione De Oronzo Canà 5-5-5. Perché i 5 che vanno avanti e sono i 5 che tornano indietro. Non abbiamo capito. Beh, No. porca paletta, no? Bravo, Bravo Riccardo. Bravo Riccardo. Sì. Perché è umido, è stato umido stanotte. Dove sta l'erba? Certo che dirigenti e allenatori potrebbero andare col phon ad asciugarlo un po' il campo prima sì. della partita. No, bisognerebbe mettere il telo. Capito? Il telo e poi l'allenatore la mattina viene a tirarlo su. Buonanotte. Vabbè. Una grazia che sia l'erba. Poca anche. Poca anche. Dai Cristian, dai. Dai Puttana. Chris. Dagliela. Bravo. Bravo. Bravo arbitro, Bravo, bravo bene, anche l'arbitro. bene. Vantaggio. Bravo anche l'arbitro, dai. Non è una regola il vantaggio. No, No, non è una no. regola, è solo la discrezione dell'arbitro. È una norma. Non sarà Bravo Vincenzo. Pallone lui. Io tirerei anche in porta. No, dai, è troppo lontano. Dai. Ciao. Ciao. Ciao Ryan. Dai, No! Tuo fratello cosa ha sbagliato? Angelo! Cristina, mezza porzione oggi per Angelo. Proprio. lo sai che faccio così anche l'Inter stasera. Che boia. No. Che cosa mi hai ricordato per un attimo? Mi ero... Pensa che io la vado a vedere a casa di un interista la partita Guarda, stasera. diventare una guerra, però attenzione. Però potrebbe esserci anche tanta Vai soddisfazione. Chris. Sì. In angolo. Dai che angolo. No, non è angolo. No? Pareva di sì. Sì. Io ricordo quella del 90. No, non è angolo. Il fallo di Giuliano su una Mamma mia. Che se non dai rigore da una parte non puoi darlo dall'altra. Mamma mia, quanto è forte. Ma là che dopo ha sbagliato il rigore del piede. Che bel cagnolino tutto tic 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 tic. Come bello tosato con tutte le zampette. No, così. Bravo, bravo. Porca miseria. No, non ci credo. No, ecco. Dormono. Dormono, sì. È stato anche bravo, perché gli ha fatto un bel passaggio. Dai ragazzi! Bisogna in casa. Non bene. Un messaggio, chiamami. Diciamo che anticipano bene e Sì, sono migliorati tanto. sono migliorati, sì. Bravo Dai Gabri. Dusan, bravo vai, Dusan. vai Gabri che hai spazio, bravo.
Guarda come corre Dusan. Sì, sì, ce l'ha vai! la falcata. Bravo. Bravo Gabri. Grande, grande Dusan. Vai, David. E lui però c'ha il fisico, ma gli manca qualcosina Sì. di tecnica. Sì, ma me l'ha detto anche Jacopo. Lui è tanto veloce, Però, tanto fisico, sì, però. sì. Però insomma non si sa mai. Insistisci. Insistisci, sì. Adesso arriviamo. Dai, Eric. No, ma devi segnare prima della fine del primo tempo. Sì, senza sbilanciarsi troppo. Eh. No. Bravo Gabri. Grande Dusan. Dov'è la Grande palla? Dusan. Vieni di qua. Ma se qualcuno salisse qui. In mezzo. Sì, punizione Edo, pensaci Edoardo. Avendo il fisico, essendo maschio, tra virgolette. No, ma ce l'ha il fisico, no? Purtroppo si è ammalato, non so cosa è successo, lui con l'Arenese doveva essere in campo, perché volevano uno così che andasse a spaccare, capito? Vabbè, dai, 1-1. Siamo già 1-1. Dai, Sì, dai adesso Edo. lo fa. Un po' lontanino. No, È uno che si No. tu hai fatto. Ma no, ma infatti, ma si vede che sì. Dai, Spinge, Edo. spinge. Dai, Edo. Dai Edoardo. No, che non la prende la barriera. No. Andiamo domani. Dai, Edo. Sì. No. Porca miseria. La Dai Edo! ragazzi, sbagliano quelli di Serie A. Spesso. Può sbagliare lui. bene, non c'è niente da dire, hanno finito lì, faccia, i genitori là, che erano lì, si sono risentiti, non te lo Fallo, sì. Sì, L'ha sì. spinto, dai. Vabbè, dai. Bravo l'arbitro, dai. Che c'è Segra. L'arbitro bravo. Grande Matte. Che dico della vittoria alle persone. Ciao ciao. Ciao. Ciao Matteo. Ciao. Oh, arriva il giocatore del bar. Ah no, tu sei quelli del Vicenza. Abbiamo sono confuso, voglio. Ti voglio vedere al bar, voglio. Ne vorrebbe uno così. Sì, cavolo. Voglio vedere giocare al San Nicola. San Nicola di Beri. Bello stadio. Posso oggi? Come sta andando Matteo? Bene. Bene. Sì, ciao, Frank. Buh. Sì, adesso che me l'hai fatto notare lo vedo. Non so mica che sia fatto sta facendo. Meno male. Mamma mia. Troppi errori in difesa, ragazzi. Si vede che non c'è Aaron. Bravo Ricky. Poi... Non lo vedo però da. No, Non c'è Aro. no, è in gita. Non lo vedo proprio in gita Ravenna, vedo Saici. Tutta la storia dell'anno, proprio Aro. Dante, Mausoleo di Teodorico. Poi manca il solito squalificato. La chiesa di San Vitale. Vedi la partita? Può essere. Bravo Eric. Dai Pippo. Madonna. Dai Pippo. Alessio, dai. No, esce Dio. Dio buono, ragazzi. Mm. Dalla prima. Adesso urlo, ve lo dico. Urli. Sì, andiamo, 1, 2, 3, vai Union. Ok? Aspetta, 1, 2, 3, Inter contro vai Union! Due volte. Brillante. Fermala e passala. Bravo. Vai Eric. Dai Eric, vai. Bravo. Cosa? Cos'è? Cosa? Ma come? Ma non No, era no. fuori gioco. Ha fischiato fuori gioco? Ma mi sembrava davanti. Anche a Però vabbè, non lo so. me. Vabbè, oh. Lui Va è buono, dietro, va buono. non è che li vede. Anche perché secondo me da quella posizione lì
Dio, per un arbitro se non hai guardalinee vedere i fuorigioco è davvero- quasi impossibile. Sì. Non abbiamo fatto la riunione con l'AIA, il disegnatore l'ha detto, è impossibile. Beh, come fai? Cioè, vedi quelli lampanti, ma non quelli... No, cioè Qualsiasi come... tipo di polemica che la società scriva all'AIA sui fuorigioco. Ma va là. No, ma quello hanno ragione, è impossibile. No, non è impossibile. Cioè, Ma riesci, per a vedere, forza, riesci cioè. a vedere quelli lampanti? Sì, proprio, ma in questo caso qui era impossibile. Lui l'ha fatto. Che miseria, Finocchio. Sì, sì, proprio la Lino Benvi. Dai! Dio buono, ragazzi. Che perdi poi quelle palle là davanti. Abbiamo un super fotografo professionista Chi è? ai bordi del campo. Ai bordi di periferia? Sì. Mi vedi i Ma chi è? risultati. Ma ha chiesto l'autorizzazione? Non so. Non gliela diamo. Bello! Vai Pippo, tira! Sì! Rigore. Sì! No, punizione. Non credo fosse. Non vedo la linea No, dell'area, rigore. quindi. È rigore, rigore. Ha segnato rigore? Visto che Valentino non ha rotto Ha chiamato tua figlia? L'ho chiamata io. Cinzia, Ho chiamato mia figlia. Il visto portafoglio. che Valentino ha rotto proprio le scatole. Ha detto no, lei ha chiesto l'autorizzazione. Io lo chiedo sempre. Grande! Sì! Sempre, lui ci vuole Mia figlia porta sempre portafoglio. lei deve chiedere l'autorizzazione. Certo. È andata all'arbitro, gli ha detto no, il mister lei ha ragione. Se lei vuole prendere tutto il personale, se lei trasmette su YouTube, senza che noi l'abbiamo Io chiedo sempre agli dirigenti della società, quindi ho tutti i messaggi di tutte le società. Io la chiamo io. Vedi, ho messo giù, c'è un di rigore. Io specifico sempre che è un canale privato nostro, non c'entra niente la società, che siamo dei genitori. Ecco. Bene, bene. Tu cosa fai? Mandi una mail alla società? Io mail non le ho i numeri di telefono della lista, li contatto, mi presento, gli dico sono papà, tutto il messaggio, ma poi te lo giro se vuoi. E così se vuoi chiedere, o se no mi mandi il contatto e chiedo alla società. Cioè... 1-1, palla al centro. Uno, dai. Meno male. Eccolo lì, fallo. Non far ammonire Edoardo. E non ti far ammonire Edoardo. No. Edoardo deve stare attento a non prendere un altro cartellino. Ah, l'11 me lo ricordo, è piccolino ma corre. Porca paletta! Oh mamma mia! Guarda chi l'ha fatto male, che urla. Angelo, cavolo. No, di testa. No, è l'8 Angelo. Sì, sì, è Angelo, è Angelo. Secondo me ha preso una testata forse. Flash. Vado in grande, vai davanti! Grande il nostro massaggiatore, bravo! Grande, voglio! Ah, signore. Proprio. Famiglia mia. Ovvio. Certo. Vai Angelo, testata, sì. Una bella botta. Sì, Se- ha preso una testata. Qui ci è andata bene, C'è andata bene, benissimo.
Dobbiamo stare un po' più attenti in difesa. Sì, siamo un po' distratti. Devo dire che si vede che non c'è Aaron. Appena detto che siamo amici. Beh, no, dai, lui comunque è lì Sì, sì, certo. fa un... Oh, mamma. E poi ancora, dai. Attenti, attenti. Porta su. Ancora, ancora. Non più. Sì. Il 3 e il 2 sono... Grande Dusan, grande Dusan. E Pippo cade. Sì, sì, è furbo, è furbo. Sì. È Vai furbo. Tommy, vai che hai spazio. No, mi dispiace ma... Qui l'ha sbagliato. ma mi dispiace ma qui il champ... Che... Io e anche Andrea. Cosa? Ma no, così, Dio. Vabbè, dai, tanto rimaniamo lì, dai, tanto rimaniamo lì. Che scatto fu? Madonna, neanche Bolt ha uno scatto del genere. Certo che tuo papà ti vuole imitare, ma non può arrivare. No, Possibile? perché vuole vuole tanto lavoro. Attento, Edo, attento, eh. No, Edo, cioè. No. No. Mano. Mano! Mano. Zampa. La fai correre, la fai sulla fascia. In mezzo. Bravo Edo. Bravo Edo. Gabriel che c'hai Eric. Mamma mia che brutto passaggio. Occhio. Giralo dall'altra parte. Non fare volate. Mamma io sempre... Tocca trattenersi un sacco qua. Grande Dusan. Bravo Dusan. Vai Eric, sì. Un po'. Vaci comunque, sì, vaci. Sì. Grande Pippo! Bravo Filippo, così, fatti sentire. Non c'è mica andato tanto lontano, eh? No. E comunque è giusto un segnale per dire io sono qua. Poi... Oh, a Dusan, quel ruolo lì, eh? Ma veramente? Io ripeterò l'ennesima volta, io non ci sarei mai arrivato. Ma tanto io solo Bravo. togliere il mio cappello da Gioca bene. di averla A chi? Ah, Dusan. Bravo. Ecco, leggermente corto. Uomo. Occhio. Eric, ora Chris. Sì, Vai, sì, Chris. Sì. Vai di fisico, Bravo. vai di fisico. Bello! Madonna che non c'era nessuno. Vai dentro. Porta. Vai avanti, vai Su, avanti. che c'è spazio. Io c'è una richiesta. No, che poi ci sbilanciamo. Mamma mia che stava scivolando. Devono stare attenti. Bravo Grande Dusan. Dusan. Ma non l'ha neanche Continuate, toccato. ho fischiato, continuate. Perché si fermano? Mamma Riccardo, mannaggia, bravo, mamma che ha Dai, recuperato. insistisci. Vai, Occhio. Ricky. Uomo. Ah, sì, dai che è ancora nostra. Per una Bravo. volta il rimpallo è stato a nostro favore. Dietro, dalla indietro. Vabbè. Io Sì, bravo Alessio. Andiamo alti. Giusto. Dai. Traduci esatto che non ho capito. cosa che guarda che gli dà il genitore lo chiama, il giocatore si gira e lo ascolta.
Caro mio. Ancora più il dito. Non so. Dai, dai, Gliele dà? dai. Dai che glada. Porca miseria. Li prendono, pedate nel sedere. Praticamente da sempre a noi e loro non dà mai niente. Ah, questo era il succo. Di che cos'è che sta parlando di Di dare un la Mirna? commento. Non lo so cosa vogliono. No, e stavamo parlando delle partite di calcio, eh. Cioè, ragazzi, adesso siete tanto maliziose però. No, detto così. Bello! Urca! Bravo portiere, era gol quello lì. Sì. Bravo destro. Bravo Tommy. Bravo Tommy, anche oggi te la pasto fuori. Un giocatore. Avanti! Fa da ridere, vedi che parla così. Ho bisogno di un fazzoletto. Bello. Dai, prova subito. Bravo Che Angelo. miseria, questo era fallo comunque. Porca Bello. miseria. Se la sfiorava a buttare dentro. Torna, torna. Fascia di qua, ehi. Bravi raga. Una bella occasione. Io senti che roba. Dicevano che ieri l'arbitro di ieri, che è stato bravissimo con gli juniors, veramente perfetto, veniva da Limena. E gli danno 38 euro. Madonna. Allora, vediamo come sono messe le altre partite. 0-0, sì. A fine gara ci diceva che Badia se vanno avanti 1-0 così, contro l'Alto Polesine. vogliono togliere gli Portoviro, arbitri vabbè, a contro settore giovanile. Canabianco, Non vabbè, le partire altre con ci l'arbitro interessano solo dalla poco. categoria giovanile. E che boh. Sì. E fare le partite autoarbitrate. No, 1-0. Lascia Dai, stare Alessio! Alessio! Non mollare Alessio! Vai Alessio! Cos'è che gli ha detto? Non devi? Non devi spiegare. Non reagire, e poi da lontano. Sì, ma che se reagisce Alessio... Aiuto! No, questo non Brutto bellissimo. questo. Tagliela di là, di là, di là. Bravo, apri dall'altra parte. Vai da Dusan, sì. Dai Dusan, sì. No, no, non sbrissa, non sbrissa. Tagliela, tagliela ancora. Ma No, perché? andare da solo. No, ecco, c'ha questa cosa che cerca sempre di andare in guerra. Dai che i campi. Bravo, bravo. Vai Pippo. Bravo, 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 bravo Edoardo. Dai, va bene. Dai Union, dai ragazzi. Se sentito che ero lì, guarda. La mia ugola. Hai mai pensato a una carriera? Vai Alessio. Perché? Bravo. Bravissimo, Bravo bravissimo. Chris. Tira. Ma perché? Porca miseria. Porca! È un pallone svirgolato. Si è detto se fa gol così. Ma la svirgolata. Sì. Se faceva gol così era solo fortuna. Beh, ogni tanto che noi un po' di Sì, sì, culo beh, ci vuole. nella vita. Ciao, ciao, Ciao. ciao. Bravo Edo! Aspetta, Alessandro, prenditi il tuo tempo. Perché te appressia? Chi è? Alessandro? Adesso è un po', Porca miseria. è un po' come dire. Agitato. Dio, sai. Eh, L'ha sentito sì, l'errore, sì, l'ha poverino. sentito. Vabbè, anche perché inizia, cioè, praticamente dopo 5 minuti. Vai Dusan, vai Dusan. Ah! Niente, Sì, l'ha sì, preso, l'ha lo preso. prende, lo prende.
Dalla quella palla, non andare in guerra, non andare in Passala guerra. ogni tanto, mannaggia le salamandre. Dovevano passarla. È inutile che Oh, adesso inizia ad avere caldo. Non è il poi. palla a terra, giochiamola. No! Vabbè, sì, out. Ma va là, dai. Ha giocato bene fino Sta giocando adesso. bene. Edo, seguilo. Bravo Tom. Bravo. Così. Dai. Ragazzi, un po' di ordine. Ci vorrebbe un po' di ordine in campo. Metti dentro Fiora. No! Occhio al 10. Signore santo, sempre lì. Mamma, Signore benedetto. No, fuori gioco o fallo. Nostra. Devo richiamare? Sì. Quanto manca alla fine della partita? Quanto Sì, manca? 10 minuti. 10 Cioè, minuti. alla fine della partita, Alla scusa, fine del no, primo alla tempo. fine del primo tempo. Non alla fine della partita. Come va? Vai Baci, Alessio, va- Sì, va bene, va bene, va bene. Sì. Adesso se esce un po' di sole più convinto si asciuga un attimo. Ma l'arbitro rimproverà. E anche il 3 comunque. Io so che il mago gli ha detto, guarda che mi ha detto. Bravo! Bravo il 5. Si sta riscaldando? Fiora, Secondo me è Fiora, sì, sì. Era ora. Fiora Era ora. Che Vai Luca. rime baciate. Cornetto. Ah, non so mica. Fiora, sì. Fiora sì. Ma ci vorrebbe Fiora che dà ordine in Figurati. mezzo al campo. Beh, per forza. Oh! Anche in tutti gli sport, anche nella pallacanestro, quando ti si vicina. Stato Spissegotti. Sì? Gomitatine così, stussi. Storia pre-elettrica. Il taser. Cosa ti lamenti, Tommaso? Quando fanno quei gesti lì in campo che daria do pattone a tutti. Quando fanno così. Adesso andiamo in spogliatoio a svegliarli. No, guarda. Ci pensa là. No, Com'è, dirlo. Cinzia? non l'ho detto. Ha ragione. What's up? Oh, è cattivissimo. Cattivo anche. Per maloso. No. Aia, si è sentito fin qua. No, quello che vedo io. Quello- Poi qualche osservatore. Ma che viene avanti da solo, è l'unica punta. In teoria ci sarebbe anche Amore! c'è anche Giatti. No. Che palle che ce l'hanno loro lì, è un rinvio brutto. Bravo, dai! Dagliela ancora. Guarda, dagliela! Dagliela. Oh la miseria, oh. No, ha preso la palla, ha preso la palla. Sì. Oh! Ah!
insomma, ha preso anche il ragazzo. Da kickboxing. Che tu calci faccia si sa per la palla però. È stato. Sì, a me cioè, piace. No, no, infatti. No, è che è comunque. Ma ha visto bene sì, ha visto bene sì, comunque. Stiamo zitti, ma ha visto bene. Sì, sì, ma infatti. Si incavola quell'arbitro lì. Una pappina a tosto, qualcuno io. È un armadio. No, ma mi sembra abbastanza Sì, deciso sì, e... ma è Ci giusto. voleva uno così. Bravo, Sì, bravo. sì. Anche quello che abbiamo avuto ieri con gli juniors, devo dire stavamo che... pensando Madonna, tutti. sarà bravo. Non andare così. Bravo, dai. Bravo Angelo. Dagliela, dagliela. Non c'è nessuno dietro, ha ragione, non sapeva che appoggiarla. Ecco. State sereni, che fischia. Signore, State sì, sereni. questi wow. Wow. Sì, sì, è bravo. Sì. Si fa intendere, si fa intendere. Dai che sta arrivando il sole, dai. Enzo sta arrivando il sole. Che bello, ma siete pure di scalda, cara. Dai Eric. Dai Fiora, entra tu. Entra in secondo tempo. Sì. Quanto manca? 3 Sì. minuti? Sì, più o meno, se non fa recuperare qualcosa. Ancora. Sì, sono 0-0. Questo no, Addio. Badia vince. 2-0. Mariano 0-0 al momento. Mm. Contro il Cavazzare. Ma è in nero però, cioè non è... No, sì, ma... Boh. Vedi che non è... sembra neanche segnato. No, però Andrea che era nostro inizialmente. Ma è farlo. Però io sono riuscita a aiuto. Dai! Via, dai. Passa via. Bravo Matteo. Dai, sali, sali, sali. Vai Pippo! Oh, Madonna santa però. Vai, vai, vai. Vai Alessio. Lo ammonisci adesso. Boni. Boni. Beh, Boni. questo c'era tutto, Boni. cioè è stato... Anche che segno adesso. Sì. Vabbè, insomma, questo era palese. Boni, stiamo boni, che gli animi si stanno scaldando, che poi ci multano, ragazzi. Mamma mia. A noi ci disfano gli spogliatoi, però a noi ci multano. Lanciamola ogni tanto una... Ah, no, no, ma non era riferito a nessuno. Ci vuole un piede sinistro. Meta. Magari il corpo leggermente meno indietro anche. Un minuto. Un minuto. Ma se sono le 44. Magari, boh, non so, c'è il fuso orario diverso in campo. Ah. Edo, bravo. Vai Dusan. Grande Dusan. Vai Alessio. Insistisci. Occhio a sinistra. Attento. Bravissimo. Dai Pippo. Su. No, non fare quelle robe lì. Bello, dai Chris. Dai, non fermare. Cosa c'è? Ah, fine. Inizio. 45 secche. Sì.
Fine è sempre al top. Chi è che ha un guardalinea così? Che Andrea va in campo, fa gol. Mm. Fa 2-1. Secondo me sì. Beh, nelle mischie potrei dire la mia. Nelle mischie potrei dire la mia. Etichetta lo zucchero, vabbè. L'altra volta non l'ha voluto, mi pareva. Lo vuole? Io non lo voglio, io non lo prendo con lo zucchero, ma vale dolce. Digli che l'hai già messo lo zucchero. È ripresa la partita. Ma è entrato... Vediamo se È entrato ci sono stati Fiora. cambi. Sì, Fiora al posto di... No, Fiora al posto di... Piccolo. no? Sì, Fiora al posto di Piccolo. Ma è entrato anche qualcun altro perché non c'è più neanche Chris. No, allora scusami, al posto di Chris. Fiora al posto di Chris. Oh ragazzi, cosa fa? Cosa succede? Siamo entrati in campo già nervosi. Pare anche a me, sì. Speravo anche a me. che si fossero quietati un po' gli animi. Allora, Com'era che l'aveva messo capitano? Ha 4 munizioni, il capitano rischia la nautica, dopo salterebbe il portavito domenica. Ora gli ha E che sfiga. di solito quello che protesta E scusate l'espressione poco... no, ci sta. Attento, attento. Bravo Edo. Com'è rosso? Come rossa? Gialla. Vabbè. Rossa. Avanti. Avanti tutta. Doppio. Dai Pippo. Dagliela Piccolo. Ah no, in avanti, no indietro. Santo Dio, santo Dio. benedetto. Che tega. Dai Fiora. Dai che tu ce l'hai in piede. Che miseria. Vai Alessio. Dai ragazzi, dai Duso. Bravo. Sempre giocare sereno e tranquillo. dai, dai, Alzati Dusan. Oh, che Bravo bravo. Dusan, bravo Dusan. bene, dai. Dai Gabri, Avanti dai Gabri. Alessio, avanti! Eric non sta andando in guerra, perché ogni volta? Dai, Ma non è dai, che aveva tante dai. soluzioni lì. Sì, non c'era nessuno a cui appoggiare la palla, dici. Mirna. Mi. No, la Mirna. Mirna. Grazie. Santa Lucia vive. Sì. E qui, quindi... Entra il Fiore al posto di chi? Di Chris. Di Chris. Il fallo. Oggi abbiamo i nostri pantaloncini azzurrini. Che sfiga. No, non è calcio No, d'angolo. no? L'ha toccata Gabri. Dusan. Peccato. Bello. Via. No, indietro. Attento! Mirna. È qui. No. Uffi. Che angoscia. Che angoscia. Girala di là, bravo. Bravo Edo. Chiama Eric. Mamma Gabri. Bravo Gabri.
Dai, Eric. Dai, va bene, va bene. non Dai sta- Eric che va bene, dai. Gialla, gialla. È gialla. Gialla l'arbitro. Ma come rossa? Più gialla di così. Esatto. Per carità, vabbè. Questa l'ha sbagliata. Signore benedetto. Dai. Bravo. Guarda di qua, guarda Eric, bravo. Dai, che ne facciamo una su. Sì, Alessio! Ale, fallo. Tira subito! Porca! Oddio mio! Bravi. Bravi ragazzi! Questa ci voleva. Bello. No, fermiamoci, dai. È stato bravo Alessio a tirar subito. Sì, è stato bravo Alessio. E bravo Pippo a segnare. Matteo! Fammi! Bene Andrea. Bella azione, dai, bella azione. Sì. E adesso ci vuole anche il testo. Adesso con calma. Guarda Eric. Ah, Vai da Dusan che è da solo. Bello. Oh, mamma. piano, fate piano ragazzi. Buoni. No. Per i miei gusti, il secondo. Parla più o meno. No, lo so. Se comincia adesso finisce fra 20 minuti. Deve ancora la chiave. Bravo, Riccardo. Bravo. Bravo Maghetto. Va bene così. Deve la chiave. Deve. Se non l'hanno aggiornato. È il nipote della pallina. Sì, Grande Dusan. Vediamo gli altri. Dopo gli chiedo l'autografo a Dusan. Gli farti autografare la maglia della Juve allora. Bene, dai, chissà. Recuperargli 4 punti in 2 partite non sarebbe mica malaccio. No. 0-0. 0-0. Mamma mia, guarda, non dico niente perché è come l'altra volta. Ariano 0-0. No, Angelo così. Fallo, dai, Alessio, sì. Io addirittura l'altra volta l'ho guardato il giorno dopo. Ancora? Per ora sì. Il Portoviro? Portoviro vince di 1-0 però, non... bravo quel 3. Sì, ne ha anticipato bene. Non fare No. fallo. Bravissimo! Bravo Matteo. Bravo Matteo! No, campione qua dietro Biagio. Vai Alessio, vai! Sì, ma Alessio non molla. No, il Se io secondo mi deve dimentico fare. non devo urlare però. Cosa? No, secondo di un punto. No, di un punto no. Di 6 punti se rimane così. Ora dai. Sono così vicini alla Attento di qua, se resta attento di così qua. a noi va solo che bene Biagio. Ah sì,
Anche il tè. Mamma avanti. Attento Angelo. Bravo. Dagliela Eric. Bello! Vai Pippo, Vai Pippo. Pippo! Sì, Filippo. Con la sua falcata. Bravo! Tira Alessio! Tira Alessio! Tira! Sì, che sei Non c'è lo ingambarato. spazio. No, ti saltano addosso. Lì doveva tirare subito, ha perso il tempo. Addosso in 2-3. Sì. Peccato, peccato. Dai, dai che ci siamo. Bello. Ma che bello che era. Stamattina. Scusate, l'esclamazione, ma ogni tanto mi lascio prendere dalla fuga della partita. Dai. Ecco, giù. Non è questo è decisamente fallo. Nel giallo, ultimo in giallo. Con calma, con calma, con calma ragazzi, con calma, dai. Dobbiamo fargli il terzo e così stiamo tranquilli, dai. Pippo nel buco. No, così. Che brutto. signore. Eccolo. Adesso sì. ti ammonisce. Angelo, cavolo. Che sciocchezza. Ma insomma, era a centrocampo, dai. Digli da mezza porzione a un quarto di porzione. Bravo Ricchi. Cosa c'è? Non era pronto. Ah. Bello. Vacci Alessio, vacci. Sì, ci va. Bravo. Ci va. Bravo Alessio. Sì. Oddio. Quello che si è fatto buttare fuori è Saviolo. Sì. Che è entrato anche nel secondo. Che è entrato anche nel che secondo lizio. tempo. Strano che abbia sbagliato. Dai. Ci voleva la musichetta di Mai Dire Gol. Tu. Io ridevo un sacco quando facevano quegli sketch lì. Erano i miei Vabbè. preferiti. Guarda come siamo messi bene dietro, tutti in linea. Occhio! Alessandro, dai. Non facci venire questi brividi. Vieni su, Gabri, vieni. Dai Gabri, vieni su. Vai sì. avanti, Eric, vai avanti. Ora Fiora, bravo. Siete troppo stretti. Doveva partire prima. Dalla rosso. Ma come rosso? Ancora? Ancora? La terza la dà loro. Ah, Vincenzo, ma Ha perché? problemi di vista. Perché ne vede Vede giallo per rosso. quello che vede. Spalla a spalla, certo. ci sta. Bravo. Cos'è? A chi? Zio che... Stai davanti, no? Io lo farei entrare Luca. No, è Franklin quello lì. No, anch'io lo farei entrare Luca al posto di destro. Perché non lo faccio mai entrare? Bravo Dusan! Bravo Gabri! Bene, voglio doppia reazione del cannellone, bravo! Oh, tutta casicatura oggi,
Badia Polesine vince. Sì. E contro l'Alto Polesine. No. Bravo, no, destro. No, così. Saliamo su, siamo tutti lì. Baricetta vince. Alzati e cammina. Stavo per dire il Duomo vince, per forza, con 300. Sono a riposo. Mi dica la tua, mister, mi dica la sua, mister. Due scusi solo date nel tuo. È fantastica, la vedo. Là? La mamma è fantastica. Ah, è fantastica, mamma di casa. Guarda nel mezzo che c'è Angelo libero, bravo. Sì, fantastico. Adesso di qua a Gabri, sì, sì. Signore No, benedetto. niente. Che numero è il figlio di mia moglie? Che ne sai che numero è il figlio di tua moglie? Che tremendo. Io sono sicuro che sono. Ah, Non lo so. come fai a saperlo? Ah, perché è una bella donna, dici. No, sì, c'è sempre madre certa Il papà incerto. e il papà. Il papà non è detto. Beh, nel mio caso ci sono buone possibilità. È porco Giuda. Anche È nel porco mio, Giuda. Se non fosse anche solo per l'altezza. Perché Simone quando era più piccolino era molto più chiaro i capelli con gli occhi chiari che chiama il papà. È il postino, è passato un postino biondo, occhi azzurri. Madonna, ma togli. Ah, ecco, Gli ha fatto fallo. la caviglia, ti prego. No, Luca. Fiora. Arbitro, l'uomo! Butta fuori. Sì, adesso fischia. Cagare. No, è Fiora. No, è No, Fiora. è Fiora. Si deve fidare di quello che diciamo. Se lo dici tu, Cinzia si fida. Ups. Ragazzi. Ah, no, dai, Fiora. Dimmi che gliela fai. No, secondo me ha preso una botta. Anche sai che lui ha le caviglie fragiline. Dai, Fiora. Vieni su, Dusan, vieni su. No, te esce Angelo. No, Eccoci. Ecco, no. Eccoci. Ecco che c'è il contestatore. Ma l'è andata, quanto avevano vinto? 6-2, 6-1. Vai Filippo! È una partita Rientra, diversa rientra. questa. E là! Ma c'è un bel tiro Filippo. Bravo Pippo. Ragazzi, attenti. Zoppica. Chi? Fiora? Oddio, ti prego. Vai Gabri. Bravo Gabri. Ah, troppo lunga. Troppo lungo. L'ha tenuta. No, non l'ha tenuta. Cazzo. Fa male. Cazzo. No, ma entra Angelo. Ah, Cioè, Angelo. entra Franklin al posto di Angelo. no, perché vuoi È Giolo. No, è Franklin, ragazzi. Giolo ha i capelli corti. Franklin c'ha il ciuffo. Come 90% dei ragazzi. I know. Da lontano ci vedo bene. È da vicino Il che problema è da vicino. perde Dici. i colpi.
Siete poco più avanti. Occhio, occhio, che siete in due. Dai Riccardo. Riccardo, vai. Vai, 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 Eric. Bello. Appena rischiare, un minuto ancora. Bello. Dai Eric. Bello, tira. Porca miseria, ma che sfortuna. Uffa. Oh, comunque il Cavarzero è ancora 0-0. Portoviro vince sempre 1-0. Giusto? Il Grignano vince 3-2 a Ficarolo. Davvero giallo. E ci è giusto per non Eh sì, Esatto. perché se prende un altro giallo lo butta Vedi fuori. che anche tu. Ariano Cavarzere. Sì? Sì, quella di Devo vedere ancora. Per anche qua. Dai Frank. Dai, raga. Bravi, bravi raga. Bravo Bravissimo. Luca. Dai Franklin che ci arriva. Ah no. È stato. Oh, Bravo, bravo. Bravo, dai, va bravo. Bene, va bene. No, no, rimessa. Cioè, sì, c'è rimessa, vero? Rinvio. rimessa dal fondo. Rimessa dal fondo. Rimessa dal fondo. Cambio, chi entra? Entra il 15, esce il Esce 7. il numero 7 del taglio di scusate, del Portotolle. Scusate, del Portotolle. Buonanotte. Perché ho appena guardato i risultati e ho letto taglio di Po e ho associato. Beh, scusate. Insomma. No, no, non te lo perdoniamo, questo è segnato. Vai Ale. Se gliela dava subito. Se gliela dava subito c'era Giatti Pippo. solo. C'era Filippo in mezzo libero. Dai. Settimana prossima Avaglio. siamo fuori, vero? Mi ero abituata così bene ad essere qua, sempre a Ceregnano. E invece ci tocca andare a Portoviro. Credo che sia quella più distante. Dopo non ce ne dovrebbero essere più tante distantissime. Beh, Cavarzere. Beh, insomma, dai, Cavarzere. Però, Ma ma dai, signore, oh! non fischiano mai a questo. dai, non importa. Meglio che fischi di più che fischi di meno, Ma quando andiamo a Cavarzere andiamo a mangiare a Ciosa il pesce? Va bene. A Ciosa, Fantoin. Fantoin. Se è l'ultima di campionato? poi, mi No! Cos'è ha detto? sa. Cosa ha detto? Zio Pappagallo. Ma quello trasferto a Portogallo. Appunto. Ma no! Ma dai, ma questo non era fallo. Vabbè, ha visto così. Viaggio, ha visto così. No, ha segnato l'Arianese. No. Vabbè, Ho detto quanto? anche no. 1-0, sì. Vabbè. Ancora. Anche due. Beh. Bravo Dusan. Dai Gabri. Guarda che c'è Franklin. No. No. lì. Bravo. Bravo Riccardo, bravo. Vabbè. Mettila giù. Attento. Buff. No, è scivolato da solo. Sì. 3-1 meglio. Mamma mia. Eri. Vai Eric, vai, vai. Rientra. A chi? A Pippo, a Pippo. Uff, bravi, raga. Tasi. Tasi. 7. Venghi 7. Come umano lei? Non è finita ancora, vero? No, manca ancora un po'. Ah, no.
Dai Eric, su, 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 su. No, quell'altro è cascato da solo. Il rosso. Ha messo male la caviglia forse. Non so. Intanto vado via, andare così. Vai a mangiare. E cosa ancora? Ah! Tagliolese wanna vince love. contro la Vittoriosa. L'Arianese sì, sì, sì. Ariano, non vive e butto via. Eh sì, No? Pareggio anche se noi. per ora sì. Si è dovuto, fa bene, 66, no, 77, al 91. Portoviro 1-1 col Canal Bianco. Hai visto? Come? Canal Bianco, Portoviro 1-1. Hai visto, mo? Con chi? Sì, è Il vero, Portoviro. hanno pareggiato. Ma gol che dopo. Ma Viaggio, è troppo presto per cantare vittoria. Vediamo. A che ora finisce? Alle 45 più o meno. Sì, mancano ancora 20-25 Calcio minuti. d'angolo, calcio d'angolo. Non chiamare mia figlia. Esatto, è ora di chiamare Elena. Ricordati che l'ho prenotato. E l'ho detto al papà. Bello, per chi? bello, Ma con chi l'ha prenotata? bello. Ha detto con Alessio Coricano. Ah, o con Alessio o con Riccardo? Tira! No! Poi ha fatto due parate. Adesso arriva il gol. Sto chiamando brava, stavo per suggerire. Dorina, il telefono, E cazzo. che cavolo! È perché non ha risposto, è per quello che non abbiamo fatto gol. È stato bravo il portiere. Sì, bravo il portiere. Ha avuto dei buoni riflessi. Ah! Peccato. Da lì avrà visto pur meglio di noi che siamo qua. Io poi da qua non l'ho visto proprio niente. No, beh, perché c'ho gli uomini davanti. Anch'io. Bravo Franklin. Mamma che rischio. Ah, ragazzi, non è... Bravo Frank, ha recuperato. Dio santo. Grazie, a me piace davanti. Franklin. Bravo. 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 Bravo, bravo. Bene, bene. Bella l'idea. L'idea è bella. Sì. 14. Ma è anche... No, oggi sta giocando davvero bene. Lo vedo sul pezzo. No. Mi piace Edo perché dà sempre indicazioni. 2-0 l'Ariano. Uffa. L'Ariano ha fatto il secondo. C'è stata un'interferenza, non so. Vabbè, qui possiamo togliere Chiudere. tutto. Bello! Bravo, bravo. Ha preso il tempo giusto. Mm-mm. Dai Pippo. Dai Franklin. Bello! Vai Fiora con i tuoi piedini. Ma no! Troppo lungo. Troppa potenza, Pio. Ma ho capito Boarin, però sarà anche un stanchetto. E sarà anche stanco visto che corre a destra e a sinistra per tutto il campo. Come tutte le partite, puri.
lì davanti è quello che si sacrifica più di tutti. Sì, si fa un bel mazzo. Che botta. Farà, Gioca su Franklin. farà 400 km a partita. Aumento la paga, 100 euro, che cazzo la fa? 100 euro. Inizia con 100 euro. Il bacino corto proprio. Bacino corto, no. Tipo, aspettate un attimo, si stava lazzando la scarpa, ma Sono, perché? sono svegli, guarda, Cioè- proprio svegli. Se non si danno una mano anche tra di loro. Brutto questo, meno male. Per fortuna che hanno sbagliato. Però Ma tu li compri le attrezzature per andare a lavorare? Quello è stata. Bravo, Dusa. Devi dare altra roba. Bravissimo. bravo Gabri! Bravo Eric. Attento da dietro. Arcanoli. Basta che non ci spacchino i ragazzi. Cambio. Ecco, Bravo Gabri, bravo! Adesso è Giolo che si sta scaldando. Madonna, ma è cresciuto ancora, mi sembra sempre più alto. Porca miseria. Edoardo, Cusciotto. Bello. Vai capitano! Capitano, mio capitano. Nazzera a destro per il discorso a munizioni, immagino, vero? Vai Fiora. No, non lì. Dai ancora tuo. No. Sì, ci sta. Vabbè, ci sta. Troppo. di chi? 20 minuti, un quarto d'ora. È ancora lunga. Fallo, sì, è fallo, Sì, fallo, è giusto, fallo, è giusto. fallo. No, beh, buonanotte. Saremo un po' avanti lì, Adesso C'era non vorrei qua. dirlo. Vabbè. Comunque non importa. Non troppo. Bravo Eric. Vai Fiore, è tuo, vai Fiore. Bravo. Mamma mia, Fiora. Stai buono. Stai buono, Ho Luca. detto che se si gira gli tira una papagna. Perché non l'ha preso? Magari si ammonisce. Buoni ragazzi, state Sì, ma il capitano tranquilli. può parlare, non gli può Sì, dire di star no, zitto anche al certo. capitano. Sì, Cioè, almeno Tommy può parlare. Sì, Bello. sì, dai Pippo. Oh, Pippo. Nostra? Sì, è angolo. Ciao cielo! Dai. Troppi lì dietro. Arriviamo a 3. Manca, vale, Ecco la parola magica, 600 euro ti do. ma non volessi volgare, dai. 100 euro per chi segna. Paga nonno. Paga mago. Giusto. Nonno Maghini ho preso 200 euro. Porca. dove l'ha tirata? No, che siamo squerti. Prendilo lo stesso che lo tagliamo con l'acqua. Arbitro. Oh, arbitro. Calzone perché era? Ma chi? Pippo Boni. Vabbè, come minimo ce lo deve ammonire. Sì, ma Cartellino. sì, ce l'ha in mano. No, non ce l'ha. No, c'ha a mano niente. Ma arbitro, ma si È può anche senza ammonire? Signore, benedetto. Cioè, butti giù un uomo senza palla, come minimo. Ma è stato Non c'è la quello che si è munizione. trattato da dire prima, gli altri un calcio da dietro. E l'arbitro non l'ha visto. Beh, scusami. Dai, andate su. Era da giallo quello. Ma certo. Tiri una scarpata a uno senza palla. Sole.
Ma che rosso lì? Non si sposta? Come la Juve devi scrivere Matteo, no? Come Vedi, adesso dobbiamo uscire Filippo perché si incazza ancora di più. Non mi deconcentrare per stasera. Per Mi dispiace favore. che esce Filippo. So qual è il tuo obiettivo. Ah, ok, in cambio. Raya, dove è Raya? Raya, ti sono vicino stasera. Ci collegheremo mentalmente, sappilo. Scusate, ho starnutito. Perché so che per te non sarà facile. Dai Edo. Bello. Dai, toccala! La mattina. Uffa. Quella famiglia lì la stanno studiando all'università di Padova. Papà interista, mamma milanista, Giolo, figlio mi pare. juventino. Oh Cioè, ragazzi, signore. hanno avviato È dura, eh? Te fai trincea in casa. Ah, mamma. Comunque, guarda, di là capisci veramente Luca con che la sua figliolo, mossa che figlio sembrava che presente deve quei robottini di una volta che... Io capisco, è il nervoso che ti viene, però bisogna stare attenti perché se lo sì. prendi rischi anche davvero di... ne avremo bisogno anche domenica. Già. Andrea, anche qualche volta voglio vedere il tuo quartier generale, eh? Madonna, ma questo è fallo però. Cacchio. Dio. Sì, dai Eric! Rientra Eric, rientra sulla destra. Guarda che è arrivato. Vai dentro, vai dentro! Cioè, vedi lo spazio. Bravo Luca. Bravo che non molli. Bello! Bello Pippo! No, che non c'era nessuno in mezzo, peccato. È fuori queste, no? Ci stava il tiro, è vero, ha ragione. Ah, sì. Enzo, ciao. Ti posso richiamare io fra un quarto d'ora circa. Ciao, ciao, ciao. No, non volevo che ti sentissero. Per quello ti ho tolto. Ho Grazie. detto magari insomma è una telefonata No, importante. vabbè, è mio fratello. Ma deve correre prima la palla. Lo metterei anche in campo ogni tanto, c'è uno scatto. Ah, boh. Ma dove sei andato? È passato da dietro. Caro viaggio. Sì. Te la viaggio. Adesso gliela Io che rossa. Calma Dorina. tiro. Chi la dà adesso? Dai Dorina. La butterà là dietro. Quando ci vuole, Andrea. Ah beh, questo è indubbio. Fermo. Dai Franklin! Peccato. Perché è Piterina. magretto. Caspiterina. Dai Pippo. Bravo, lo stesso, dai. Eccolo, sì, dai. Vai Matteo. Dai Mago. Bello. Bello. Ah. Dai. Dai Pippo, sì. Uffa. Giocala di qua. Apri il centrocampo. Bello. Bravo. No, bravissimo. No, così. No, che siamo... Attento Edoardo. Bravo. Uff. Che paperotta. Cosa c'è adesso? Cosa che è? Ma fallo di chi? Ma cosa ha fischiato? Ah, una bambina capivo. Hai preso? Grande viaggio. Dove l'hai buttata, va? Bravo. Portiere, esci. Bravo. Aspetta un attimo. No, così. Bravo, Edo. Va Dai, bene, ragazzi. dai, va bene. Bello. L'idea c'è. Vai Franklin!
L'idea c'era, Peccato. ha fatto bello il lancio. Io Che farei, Loretil. io farei entrare anche Poli. Anch'io lo farei entrare perché È corre, velocissimo, corre. madonna, è una scheggia. E quindi può essere... Oh ragazzi, buoni, buoni, buoni. Destro c'è. Bravi ragazzi. Vai, vai Gabri. Bravo, Sì, sì. bravo Gabri. Bello! No! Ma cosa? Vabbè, vabbè. Eh? Vabbè, niente. Stavo per dire... Cioè, era dietro quando gli è arrivata la palla. Vabbè. Vabbè. A me mi ha dato un contare in anche l'arbitro. Ma te vince dal... Che bellissimo. Bravo. Di là, di là, di là. Riccardo. Vai di là da destra. No, no, sta arrivando. Vabbè. Dai. Apri di là sul 5. Bravo. Bello. Bravo Alessio che è tenuto. Dagliela. Dalla. Gira intorno, Venite di brava. qua, venite di qua. Brava, grazie, grazie. Bravo. Apri di qua che non c'è Vieni di qua da nessuno. Gabri. Gabri, chiamala, chiamala. Chiamagliela. Vai Gabri, vai su, vai su. Porta, porta, porta. Guarda in mezzo Franklin. No! Peccato. Dai che va bene, vai che va bene. L'idea era giusta. È già una grande cosa. Adesso ho messo il 2 alto, cambiato. Che di solito sta in ufficio. Quanto manca Mirna? Sì, sono matte. Dorine. Sono 3 matto, minuti. sono matto. 36, 10 minuti almeno. Ancora 10 minuti. Niente, niente fischio. Lascia, lascia, lascia. Badia 4-0 sull'Altopalese. 4-0 vabbè. alla fine. Badia. Altopolesine. Matteo, fai il serio, Matteo. 3-0 l'Arianese. 3-0. Se no ti faccio trovare Sì. 2-1 Portoviro. 2-1 Portoviro ho visto. Sta vincendo? Sì. Dai Io uno a tagliare. avrei già un sacco di acquirenti per la tua MP3, sai? Ma cosa c'è adesso? Me la fai vengono pure bene. Non dà mai niente. Esatto. Tutto un punto. Non dimenticare il mio sangue terrone. 6. Sono fastidiose. Si sta scaldando Camsi? Bravo! Bravo Matteo. Occhio raga, mamma mia. Sì. Ma Alessio ci crede sempre. Ah, dire credici ad Alessio è un eufemismo. Esatto. Grande Fre. È una cosa retorica, una frase retorica, sai già la risposta. Bello! Vai Pippo! Bello! Bel gol! Via! Complimenti ragazzi, bravi! Bravi raga! Ah sì, ti piace che non è pronta ancora? Bel gol! Davvero bello! Sai come si dice in questi casi? Bello, però, bello colorito. Vaffanculo, va. Filippo Giolo, giusto? Sì, Sì, sì. è stato molto bravo. Lasciala.
Mi senti sfondroni in spalla. Saldito. Se andava male ti mettevo una te in porta. Basta così. Sì, 5 minuti. Vabbè, sul 3-1, 5 minuti. Se ne va a Vabbè. casa piena. Vabbè, insomma, dai. Mamma, Adesso segna Fiora. Eccolo. mamma, Ah, boh, Luca. Sempre lì che... No, ma lì gli ha chiesto, chiesto anche scusa. Gli ha chiesto scusa perché l'avrebbe trattenuto. Sì, abbiamo visto che l'ha abbracciato. No, Boni! Calmo Eric. Perché? Ecco. Ma perché? Eric, stai buono. Provoca. Lascia stare, Eric, lascia stare. Eric. Lasciate fare il cartellino. Facciamo il cartellino rosso. Appunto che non servono queste cose qua. No. Ecco che entra Camsi. È Camsi, vero? Avevo sentito che avevi detto campione. Eric, lascia stare. Basta, raga. Fino a sai che quello... Poi c'era anche Omar lì che diceva... Lo fanno apposta poi. Ma sì, non bisogna cadere nelle Dal provocazioni. 17 anche. Sì. Sì. Sì, è cambiato adesso. Sì, va là, che si riposi un po', poretto. Si è fatto 28 km, si è fatto. Sì. Sì, tutti e due. Dai, Camsi, lotta! Dai, Camsi, su, madonna mia. Dovrebbe spaccare il mondo col fisico che ha. Vai Gabri. Bello. Dai, Puma! Bravo Franklin. Bravo. Bravo! Mira che gioca con Miri. Ancora Driot va. 3 minuti. 3 minuti. 91,30 segnali. Dai, Eric, lascia stare, Eric. Lascialo chiacchierare, lascialo stare. Non lo so. Sì. Dai Fiora. Non capisco molte volte che No, ancora. Ma perché ste cose? Ha ragione, è giusto. Mannaggia. No, per Fiora. Per Fiora. se non sbaglio è il tuo. Ormai si è finita. No, l'altro Luca è in campo. Cosa servivano tutte queste munizioni, mannaggia. Stava facendo scaldare Luca Poli. Ma io Poli lo farei entrare prima. Anch'io Scattante. lo farei entrare almeno al secondo tempo. Infatti è bravo. Corre. E poi è velocissimo. Signore. Bravo. Mamma mia. Sì. Sì, grande Dusan. Alti gatti, capisco. Alti gatti. Non capisco. Alti gatti, gatti alti. Ho sentito una piccola bestia. Ah, mare. Sembra una convergenza ste gambe. Convergenza. La convergenza. Dai, Oh, Filippo! Vai Pippo. Cosa? Fischia sempre quando io arrivo là. Ma cosa Ma hai se l'ha fischiato? toccato? Vabbè, dai, Dai. dai. lasciamo stare, dai. Ecco. Vince, informate sull'altro, per me è la contrarina. Non sarà la contrarina. Signore. Sì, basta che... No, No, non dobbiamo più prendere ammunizioni stupide perché... Bravo. Sì. Esatto. è lunghissimo come
dovremmo essere addirittura d'arrivo? Alla fine? Ma deve... Manca un minuto scarso. L'Ariano è sempre 1-0. No, 2, No, 3. era 3-0. Ma poi, ascolta, aspettiamo la fine della partita perché qua... Dagliela! Tira Matteo! Ah, peccato. Va bene. È giusto così, bravi. Tutti in piedi, la panchina... Prima lo dava 3-0. Pareggiato anche nel bianco. Sì! È andata, ragazzi. Pareggiato nel bianco. E abbiamo vinto anche questa partita 3-1. Ci vediamo domenica prossima contro Portoviro. Buona domenica a tutti. Ah, domenica andiamo.